Il nostro obiettivo è questo, poter realizzare da queste vendite che appunto stiamo facendo delle risorse economiche importanti per destinare appunto alla sanità veneziana. L'ULSS 3 ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere con gli introiti che arriveranno dalla vendita di 32 beni immobiliari di sua proprietà, dopo che la Regione Veneto ha dato il via libera alla messa all'asta degli edifici per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro. L'ok della Giunta è un passo in avanti nel lungo percorso intrapreso dall'azienda sanitaria veneziana di dismissione del suo patrimonio immobiliare. Noi non siamo degli immobiliaristi, quindi non siamo bravi a gestire questo patrimonio dal punto di vista del reddito in quanto tale, quindi riteniamo che sia giusto venderlo in maniera tale da poter utilizzare l'introito per quelli che sono la nostra mission, che è quella di curare la gente, quindi investire in tecnologia, investire in ampliamenti strutturali. Tanti progetti al momento ancora chiusi in un cassetto che l'USL 3 è pronta a realizzare sia in ambito strutturale che tecnologico con il ricavato delle vendite. Progetti che riguardano il civile di Venezia in particolare e che vogliono appunto puntare alla messa a norma antisismica, antincendio di quell'ospedale che ha necessità importanti da questo punto di vista.